Buon pomeriggio a tutti dal campo comunale di Borgo Veneto, Saletto. Siamo qui questa sera per riprendere le semifinali del torneo AQS Spring Edition 2025 che vi accompagnerà fino al 12 giugno di quest'anno. Le partite di questa sera saranno tra Lonigo, scusate, e Montagnana alle 18:45 e AQS Borgo Veneto contro il nostro Rovigo alle 20:15. Le categorie che si scontreranno in questo torneo, che è partito l'8 aprile, sono dai pulcini, i primi calci, i piccoli amici, poi gli esordienti misti inizieranno dal 6 maggio per concludere il 24 maggio, giovanissimi under 15 inizieranno il 12 maggio e finiranno il 10 giugno. Gli allievi under 17 inizieranno il 7 maggio per concludere il 12 giugno e gli juniores che hanno under 19 che hanno iniziato l'8 aprile termineranno martedì della settimana prossima con le finali. Ringraziamo la società che ci dà la possibilità di fare la diretta, in particolare il signor Uncini. Aspettiamo che le squadre entrino in campo.
Ecco i ragazzi pronti ad entrare in campo. Divisa bianca per il Montagnana che sta entrando in campo e divisa blu per l'Oni. Mi raccomando, Tommy. Capitano, alza stare che porta sfiga che va bene. Così almeno magari lì la gente si appoggia. Ecco le squadre schierate in campo.
e si parte con la prima semifinale. Fischiato fuori gioco per il Lonigo. Bella ripartenza del Lonigo, ma sbagliano il lancio lungo e la palla torna al Montagnano.
Ciao Marco. Ciao, avvicinarci qua. Madonna, certo. Ciao. Anche a me. Non so come la devo tornare qua. No, no. Tra un po', tra un po'. Sì. Viene informato un po' di tempo, se non basta. No. Cos'era? Primo intervento falloso. Occasione mancata per il Montagnana, ma l'Onigo ha coperto bene la porta e siamo ancora sullo 0-0.
Sì, sì, ovvio. Bello, bel passaggio per il 7 del Monigo. Ah, bell'appoggio. Occasione, fuori. È mai arrivato Matteo? Paolo, ma sinceramente non riesco a guardare se arriva. Bel passaggio per il 9. Ma viene fermato dal numero 6. Punizione per il Lonigo. Punizione per il Lonigo dalla distanza. Battuto molto bene. Una bella parata del numero 1 del Montagnano. Calcio d'angolo quindi per il Lonigo. Bella girata, ma comunque il giocatore era in fuorigioco, segnalato all'arbitro.
occhio di paperata per citare il nostro amico Lorenzo, che speriamo ci stia seguendo. Se ci sta seguendo lo salutiamo calorosamente. Mancano circa 10 minuti alla fine del primo tempo, che ricordiamo essere di 30 minuti, quindi ci saranno due tempi di 30 minuti. Angolo per il Montagnano. Il sole non aiuta le riprese. Palo fuori. Fallo nel numero 11. Già battuta la punizione. Bello. Peccato. Uscita, ma c'è una ragazza a terra di Rovigo. Rimesso del Noligo dopo l'interruzione per un piccolo infortunio, fortuna nulla di grave per un giocatore. Palla recuperata dalla Montagnana.
Mm. Bella palla messa in mezzo, ma nulla di mm. Nulla di grave per il ragazzo del Milan. Nella corsa forse si sono toccati piede con piede. Bianca! Mm. Tutti quei cose da Milano, non è che si vedeva.
Sono finiti ora i 30 minuti, ma supponiamo che continuerà per recuperare un po' di tempo per i due piccoli infortuni, due piccole interruzioni. Ma no, E quindi mi sono posto fallo, sì. Sicuro che non sono 35? Però vuol dire che iniziamo per recuperare. sì, io quando sì, sì, finché non mi scuso. Vai, 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 vai! Quindi 1-0 per il Montagnano. Il risultato si è sbloccato. Palla recuperata dal numero 9. Tira, tira! Vai, Kemi! Vai, Kemi! Angolo di occasione per il Montagnano. Mi confermano che sono 5 minuti, scusate per l'errore, e quindi siamo ancora nei tempi regolamentari. Il gol è stato segnato al Montagnano, 32esimo.
vediamo se appunto l'arbitro, non so se è previsto un recupero. Palla direttamente sul portiere. Sì, ma iniziamo a che ora? Alle 8:30? Bella palla, ma il portiere esce bene. Colpo sulla schiena. Schiena. Nome sulla schiena. Ma sì, ma perché poi era girato di qua. Non ho capito cosa è successo. Però sembra proprio sulla schiena. Ho una gomitata. Perché guarda, questo così No, beh, ma anche perché sono comunque. fisici ormai. Sì. Cioè sono grandi. Si fanno Sì. Dai, su. Sì. È finita da un pezzo. Angolo. Peccato, palla che fine del primo tempo, quindi si va a riposare. A tra poco.
Eccoci, siamo tornati per l'inizio del secondo tempo. L'arbitro non si vede. E forse aspetta i 10 minuti. Cioè, non so cosa dire. Mentre i ragazzi del Borgo Veneto e del Rovigo sono andati negli spogliatoi per cambiarsi, l'arbitro non si vede. Eccolo, è arrivato. Controllato tutto. Ci siamo? Si parte? Oh, pronto? Partiti per questo secondo tempo. Salutiamo Racchetti che questa sera mi ha tirato un grande pacco, ma mo me lo segno. L'unico prova a ripartire. Montagna recupera.
Ecco l'unico. Guarda, ah, peccato. Ma non stanno pareggiando. Mamma che entrata. Numero 7. Occasione, bella palla. Io tirerei. Gioco fermo. Sostituzione per il Lunigo, esce l'11 ed entra il 18. Il codino. Funzione per il Lunigo. Ciao, piacere Cinzia, ciao. Ecco, il Lunigo recupera palla. Fallo. Che bello. Una munizione per il numero 6. Punizione per il Lunigo.
Manu, sembrava mano, sembrava mano, sembrava proprio mano, ma il direttore non ha visto. Tiro da fuori area, una ribattuta. Troppo lunga. Su, squadra, su! Mattia! Bella palla per il 7. Bellissimo. Oh, buona copertura. E pareggio. Pareggio dell'Unigo. Perché l'avevo coperto bene sul tiro del numero 7. E alla fine l'Unigo ha pareggiato. Al 10° minuto del secondo tempo. Bello, una rozzone. Ragazzi, più che altro dai arbitro, anche se non fumo notte. Diciamo che adesso probabilmente la partita diventerà un po' più cattiva. Gira, gira! Mi si spazza via. Oh! Infatti. Punizione per il Montagnano.
gli occhi che mi si rovesciano. Angolo. Largo, Pina, largo! Dai! Bella occasione per il Montagnana. Ci poteva stare. Sì. Forse sì, forse no. Manca la gancia numero 10. Ale, cadono birilli. Manina. Oh, che l'arbitro lascia correre tanto, forse un pochino troppo. Numero 7 che riceve quello che ha dato la palla. Ah, che botta! Ah, siamo bianco-blu. Siamo in pigiama stasera. Fuori gioco! Ma fischialo! Ma cosa aspetta? Questa cosa non la capirò mai, perché bisogna aspettare fino all'ultimo. Era palesemente fuori gioco. Bella occasione del Montagnana e
che bella parata. Nel numero 1 dell'Onida. Ma non ci sono i supplementari, ci sono i rigori. Se la partita dovesse finire sull'1-1 ci prepariamo anche ai rigori. No, manca ancora più di un quarto d'ora. Ce l'hai la giacca, vero? Ce l'hai la giacca? Fallo, fallo! Bella ripartenza del numero 9. Ah, peccato. Bravo il numero 6. Il Montagnano. Un Eurogol dalla lunga distanza. E quindi 2-1 per il Montagnano. Al 20° del secondo tempo Montagnano si riporta avanti di un gol. Bello stop. Troppo lungo, peccato. Bravi! Vai, 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 vai!
Bello? Mamma mia! Ah! È 1-1, sono pari. Una mano per il Montagnana e una mano per il Lonigo. Andiamo, andiamo. E voi tre, cos'è che Oh. Che senso te? Anche a me ci metto un becco. Quel giorno avevo scritto mi hanno attivato. Entro su TikTok, No, veramente, no. Anche a me mica schiaccio, mi fai l'account e metto la mia mail. Metto la mia mail e mi dà questo account è già utilizzato, non puoi usarlo. Io avevo disinstallato TikTok per sbaglio. Ho fatto la stessa roba tua, ho fatto gli accessi e tutto. Allora per la colonna. No, però ho fatto veramente tutti i giorni da me sta storia. Devo soltare Riccardo. Vorrei dire. Costa, un mangi qua. Ah, virka. Ma perché? Ma non era mai fallo. Ma infatti hanno semplicemente raddoppiato, sono andati in due. Vabbè. Decisione discutibile. No. Mamma mia! Che per poco non la mette. Angolo rientrare, il portiere respira. Mano, sì. Vabbè, c'era la mano prima però. Porca miseria. Bello. Che forte quel sei lì. Bel giocatore. Bellissima palla croccante. Vai al controllo. Oddio, oddio. Bravo.
Cos'è? Che fischiato? Ma vabbè. Cosa è successo? C'è una discussione tra la panchina e Guardaline. Boh. Sì, per Guardaline. Guardaline negli ultimi periodi sono focosi. Madonna, veramente infinita sta partita. Forza. Hai messo tutto alla fine del primo tempo? Mancano 6 minuti, ma ci sarà sicuramente qualche minuto di recupero. E siamo sempre sul 2-1 del Montagnano. Madonna, cioè, salito in tutto. Bello, daglielo di qua. Perché di prima? Dai, che presa! Bravo, vai! Minuti. Ammonizione. Ammonizione per il Montagnano. E quindi punizione per il Bollino. Quasi una paperata. Mattia, vai! Fallo! L'arbitro!
fratello Nico. Due minuti di recupero sicuramente. I ragazzi per la partita successiva si stanno già preparando. Piano, piano! Aspetta! Matteo è titolare. 4 minuti, porco Giuda. Matteo è titolare. Matteo è titolare. Vai, 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 vai! Davide! Tira, tira, tira! Tira! L'arbitro ha chiamato 4 minuti di recupero. Buono, bravo! Che partono da questo momento. Il papà non c'è vero. Luca! Non è facile. Capisco. Ma sono cotti. Tieni, tieni, tieni! Dai, 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 dai! Bravo, bello copertura, bello uscita. Disturba, disturba, Davide! Dammi i soldi, vado a prendere io. 1-2, 1-2! Bravo, numero 5. Bravo. Vuoi una piadina? Bravo! Tienila, tienila! Se qualcuno venisse qua. No, no, ma nel senso... Tienila! È finita! No, non è ancora finita. Dai!
ora mi sa che il risultato è fisso, salvo qualche sorpresa nell'ultimo minuto. Occasione, peccato. È finita la partita, vince il Montagnana questa prima semifinale per 2-1 contro l'Unigo. Adesso ci diamo un attimo di pausa e poi ci rivediamo per la partita del Rovigo. Eh,
scende il sole. Una è mia, sicuro. Sì, grazie. Una per te. È già iniziata la partita dei nostri ragazzi. Grazie Cinzia, grazie. Sì, finché ero lì c'era l'audio della musica. Non è lo stesso. Fate una cappella qui, Cool. Buonasera a tutti. Allora vediamo, mi scuso per rumori, musiche, ma non mi aspettavo partisse così presto la partita. E vediamo come sono posizionati in campo i ragazzi. In difesa vedo Azzini e Rossi centrali, Piccolo e Gardina terzini. In centrocampo abbiamo Savioli,
Pasqualotto, Schisa, Romagnarello e in attacco abbiamo Zago e Polichetti. Prima! Come l'Atalanta si è registrato nel Milan? Sto parlando di anche a livello Bello. Un boccone unico, stai sereno. il mio collega che deve fare la categoria, deve fare 100 km perché Nuova Genova così dall'Attico sopra la Bello! Bella uscita del portiere, peccato. Dai Mattia, tira. Com'è la regola? Dici a me e uno a te? Dici Boccuri a me? Più o meno. Era Tottori. Perché ci tiene alla mia linea. Sì, sì, ma dice così che è a mia. E tutti uguali. Siete in colpa. Tira diretta, non sapevo. Ah, no, non sapevo. Ma non si vede il messaggio adesso, ciao. Spenta Ho dimenticato di dire che in porta c'è Fenzi, Francesco. Beh ragazzi, punizione ribattuta bene da piccolo.
vai Pietro? No, peccato, ti è mancato l'aggancio Pietro. Probabilmente perché l'hanno anche colpito. Ragazzi, fallo, quindi punizione per il Rovigo. Francesco è tua. Palla per Rossi. Torna su Azzini. Magnanello. E si torna in porta. Di nuovo su Rossi. Anticipo. Bell'intervento di Luca, bravissimo. Vai Pietro. Anticipato e chiuso dalla difesa del Borgo Veneto. Non è così bravo. Angelo Savioli, scusate, Pasqualotto Savioli, Rossi ancora per Gardina, un bel passaggio per Policano, angolo, bene, dai ragazzi, dai. Sì! Paolo! Gol di Affini! Bellissimo gol di Affini, quindi 1-0 per il Rovigo. Bravo Paul. No, comunque Matteo no. Rimessa per il Borgo Veneto.
dagliela. Sì, bello, vai Matti! Ah, sì, bravo, bravo, bravo. Bello. Ah. Bravo che ha tenuto la palla. Bel gesto atletico. Vai Pietro, bravo. Toccala. Bella. Ah, era bellissima, bravi ragazzi. Peccato. Bravo Matte. Vai Magna. Brava. Bravo Luca. Pietro appoggiati. Bravo Pietro. Bravo. No, ma dai, ma come fai a restare fuori gioco? Niccolo! Dai, sveglia però. Bravo! Bravo Schisa! Bello, vai Angelo. Sì, hai visto? Bravo Mattia. Subito il fallo e quindi punizione per il Rovigo. Va a battere Rossi. Direttamente fuori, quindi rimessa dal fondo per il Borgo Veneto.
Dai Luca, vieni su, bravo. Andy. Dai Savio. Quella è tua. Bravo Paolo. Bello. Bravo Angelo. Contropiede. Il numero 9 del Borgo. Fallo su Gardina, quindi punizione per il Rovigo. Vediamo se sono rosso o io. Bella, bella, bella. Bravo Pietro. Ah. Bello, era bello in mezzo. C'è nessuno. No. Devi toccare il piede. Oh, vecchio.
Vai, vai, guarda. No. Mamma. Madonna. Vai bene! Minimo. Dai, dai, raga. No. Ah sì. Fallo di Pasqualotto. Troppo lungo. Peccato. No! Ah sì. La prossima piccolo munizione. Quindi punizione per il Borgo Veneto.
messa dal fondo. Bravo, bravi ragazzi, per raddoppio. Bravo Pietro. Rimessa dal fondo. 30esimo, 5 minuti alla fine del primo tempo. Guardate sotto. Vai Magna! Peccato. Vai Magna! Ah! Mamma mia! Aia la spalla! Non lo so, è caduto. No, Paul, sì. Mi è sembrata la mi è sembrata che abbia fatto un movimento. Mi sa che gli è andata la spalla, porca miseria. Ho visto che ha fatto un brutto movimento, purtroppo. Porca miseria. No, dai, che sfortuna. Si è... No, quando gli è andato addosso il ragazzo, ha fatto sto movimento e... Oh signor, dai Paul. Non lo so. Porca locca. No, mi dispiace tantissimo. Ma porca miseria. A me sembra di No, no. Ha fatto uscita la spalla. Quando l'altro ragazzo gli è arrivato da dietro, l'ha girato e o gli è uscita la spalla subito o cadendo o si è fatto male. ha fatto l'intervento per pregare la spalla. No, la spalla. Sa che aspettano l'ambulanza. Sì. No, scherzo. Che sia stato, per carità è una spalla. Però
Vai giù! Diglielo, Pietro! Cosa gli è successo? Ma riesce a? Ma se riesce a ma riesce a muoversi? Sei fatto? Sei rimasto dove? La portano così. Cosa fai? Però per fortuna che stiamo facendo una cosa. Tu stai facendo così? Sì, però adesso Ci fermiamo un attimo in attesa di avere notizie e a tra poco.
Dai, stai ridendo. Mamma mia, cosa hai messo con la sinistra? Mamma mia, cosa hai messo? Oh, sì, sì, sì. Oh. Sì. Eccoci, siamo tornati e Paolo adesso lo porteranno in ospedale per fare tutte le verifiche. Comunque era sorridente, tranquillizzo tutti gli spettatori, soprattutto Betta. E in bocca al lupo, un grande abbraccio a tutti e avanti tutta forza. Quindi c'è stata una sostituzione chiaramente nel Rovigo, è entrato Zanca, numero 13. Zanca. I ragazzi si saranno raffreddati mentre entriamo in squadra. L'arbitro segnala una punizione. Ci chiedono il VAR, però non è possibile. Ad ogni modo, punizione dal limite dell'area. Cosa può essere? Sì, sì, sì. Vabbè, dai, passata anche questa. Uè, ma chi leva il telefono?
il rigore. È come quello sa che la partita Dici sempre di fidarsi. mia di Lovici. Non so come scrivere, è sempre molto importante. Non è sbagliato. Bella azione del Borgo Veneto, ma ottimo intervento sia di Rossi che di Fenzi. Rimessa per il Rovigo. Il salto e il salto quando è falsa guarda che cazzo vuol dire che è un rigore che Mano, rigore! L'arbitro ha visto una mano e quindi nessuna protesta. Calcio di rigore per il Rovigo. Calcia Chiesaro. Dio! Occasione persa per il Rovigo, ma comunque non importa, ragazzi, avanti tutta, sempre testa alta e lottare. Bravo Angelo, dai, bravissimo. Fallo e punizione per il Borgo Veneto.
guarda. Impedisci di tirare, dai, manca! Mamma. Ogni tanto dalla panchina sento il nostro dirigente, accompagnatore che urla ai ragazzi. Dai! Mi può morire. Pietro. Bravo! Dai, sotto qua! Forza! Come lui, ieri sera stavo parlando. Bravo Zanca. Sostituzione per il Rovigo. Entra Menegallo ed esce Schiesaro. Cioè, è stato i morsi della fame si iniziano a far sentire. Zanca. Vai bene! Bravo Pietro, bella punizione, ottimo. Che minuto siamo? Ok. Bella! Bravo Zanca. No, scusate, ho sbagliato. Bravo Piccolo. Ho visto un 3. Vai Matti. Dai, che sei arrivato. Madonna santa. Tira! Oh, ma dai, ma non è possibile. Ma che sfortuna nera. Sfortunaccia. Comunque angolo. Ancora occasione per i ragazzi. Zanca, bravi. Buttala via. Menci. Mamma.
Dai, dai ragazzi. Vai, vai, vai. Uff. Ancora per il Rovigo, con un gol comunque un rigore comunque sbagliato e adesso Controllo. un gol quasi fatto. Peccato davvero. Sfortunati ragazzi. Fallo fischiato dal direttore. Aspetta, se no, non è male. Non il rigore di prima. Dopo le vecchie arti. Bravo Savio. Bella. Appoggiati. Guarda qui. Bravo Zanca. Guarda. Mano direttore. Bene, posizione per noi. Dai, guarda. Bello. Rovigo cerca di costruire ancora con piccolo. A Spalotto. Gardina. Bello per Polichetti. Ancora Pasqualotto, Menegallo. Femine ancora il super. Bravo Savioli. Bellissima palla. Mettila! Sì! Finalmente! E lei riuscì a farlo! Bravo! Bravo Pietro, bella azione. Si è sbloccato il nostro Polichetti, quindi siamo 2-0. Bene, bravi ragazzi. Sostituzione, è entrato Campione e Scaranello. Ecco subito dai champ. Infatti. Vai bene! Sono usciti, scusate, Gardina e Piccolo. Sono entrati Scaranello, Campione. Vai tempo. Bello. Vai tempo. Bello. Si è sbloccato. Angolo per il Rovigo.
Dai, champ. Savioli, attento, palla per Zago. Mattia. Fallo del numero 8. No, ma cioè, come? Pensavo avessi dato un fallo all'8 io. Fallo di Mattia. Sono di parte, scusate. Sostituzione anche per il Borgo Veneto. È entrato il numero 16. Scusate, non ho proprio visto che è uscito. C'è un po' più le braccia. Bravi ragazzi. Bravo, occhio al 19. Fallo e sì, giallo per Meneghelli, aspetta, no, Magnarello, scusate, ci stava, ma ci stava anche il fallo. Quindi punizione per il Borgo Veneto. Sì, Meneghello. No, scusa, Magna. Buttatela via, buttatela via. Fuori gioco. Dai, su! È passata. Dai Mattia! Ecco Zago. Bella! Che ci arriva? Dai, guarda che c'è Champ. Ah, peccato. Comunque rimessa laterale. Ops. Birra sprecata. Oh! Un palo. Palo, peccato. Se il numero 9 Zago l'avesse presa bene, era un bellissimo gol. Peccato. E poi il palo di Magnarello. Angolo per il Borgo. Palla, mamma mia, bene, bravi, spazzata via. È tuo Franci, bravissimo. Mica. Dai Champ.
Bravo Pietro. Vai Mattia! Sì, 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 dai, 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 Mattia. Bello, bravi. Bella giocata. Bravo Zanca. Prima ho detto una rospata perché Piccolo in realtà ancora in campo perché ha passato al centrocampo ed è uscito il pasqualotto con Gardino. Scusate. Non importa, vai. Dai, 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 dai. Bello. Voglia! E un altro! Voleva fermarsi. Mannaggia. Bravi ragazzi, bella azione, peccato per la non concretizzazione. Ci stava il gol. Bravo Zanca, bravo, bravo Andrea. È stata una... Anch'io. Dai Savio. No. I due l'hanno lasciata lì. No, così. Vai Pietro. Bravo Pietro. Passala adesso. Bravo. Scaranello. No. Peccato. Dai, dai, Scara. Recupera. Bravo Luca. Bellissimo anticipo. Vai Matti. Vai Mattia. Bella Matti. Porca miseria. Dai bene, dai bene. È nostra. Rimessa la terapia. Sai che è? Ah, sostituzione? Michele è andato. Facile. 5 minuti? Sei un po' mezzo. E i microfoni? No,
ha preso quella sbagliata.